Filo diretto Lega nel mondo, le voci dei leghisti all'estero. E la linea va subito a Matteo Furian. Ben trovato Matteo. Grazie mille Giulio, buon pomeriggio a tutti cari radioascoltatori di Radio Libertà. Oggi purtroppo per problemi tecnici non c'è stata Metropolis, però filo diretto con la Lega nel mondo ovviamente c'è e siamo qui come sempre con un nuovo ospite all'interno del nostro programma. Vi ricordo, se volete intervenire, fare qualche domanda al nostro ospite o fare un intervento, potete farlo durante il corso della puntata e dovete chiamare lo 02 92 94 72 22 o se no potete scrivere un bel messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Ricordo ovviamente, per chi volesse intervenire comunque telefonicamente, chiedo ovviamente come sempre il dono della sintesi, mi raccomando. Comunque diamo il bentornato qui con noi a Manolo Contini della Lega nel Mondo Argentina. Ciao Manolo! Ciao Matteo, buon pomeriggio a tutti, come state? Qui fa abbastanza freddo. Tu prima che iniziasse la puntata mi hai detto oh, oggi fa proprio caldo, qua invece si sta morendo. Io sono in casa e sto morendo letteralmente di freddo. Beato tu che è il caldo. Sono 36 gradi, dai, da Rosario, con il 100% di umidità, te li regalo. Regalaceli qualche grado in più. Ma ecco, una curiosità mia, in questo periodo particolare dell'anno, lì da voi invece fa caldo e invece nel periodo, scusami, nostro estivo, quindi giugno, luglio, agosto, che qua fa un caldo terribile, lì che temperatura c'è? Fa un po' più fresco? Esatto Matteo, siamo al rovescio. Quando da voi estate, qua inverno, quando qua inverno da voi estate. Esattamente all'opposto. Esattamente all'opposto, fantastico. Ma allora parliamo appunto un attimo di Argentina, perché ovviamente abbiamo già parlato all'interno di questo spazio di Argentina, però io farei un focus un attimo sul panorama politico argentino, visto che comunque ovviamente sia io ma anche gli stessi radioascoltatori siamo completamente esterni. L'Argentina è un paese lontano, stiamo parlando di un altro continente, come hai detto anche tu prima, per quanto riguarda anche la sua posizione per via delle stagioni, quindi un paese molto lontano rispetto a noi. Ovviamente non conosciamo bene i dettagli di ciò che succede all'interno dell'Argentina, però prima partiamo dal panorama politico. Quali partiti principali ci sono e se esistono dei partiti minori che comunque hanno sempre un peso e un'influenza sulla politica argentina? Matteo, scusa, i mondiali li avete visti? Assolutamente sì. Allora, ecco, senti, allora no, è una bellissima domanda quella che mi fai, veramente l'Argentina adesso ha un panorama politico di centrosinistra, il partito che governa oggi il paese, che è una rimemoranza del peronismo, perché il peronismo è stato un movimento che comunque ha lasciato la scia in Argentina, ha lasciato ha lasciato un'eredità politica che continua adesso ad avere influenza su cosa succede in Argentina, no? Il peronismo era un movimento di destra, era un movimento che si è ispirato nel fascismo. Diciamo che Perón è stato in Italia negli anni 30 e ha visto crescere il movimento fascista in Italia, e allora poi ha deciso di portare questa idea e questa tendenza in Argentina, e qui veramente ha fatto un boom politico. Io non sono propriamente d'accordo con quell'idea lì, però è innegabile che hanno avuto anche il 60-70% in certi momenti della storia di adesione popolare, no? E questa storicamente, diciamo, assieme al peronismo c'è la Unión Cívica Radical, che è un movimento più socialista, un po' più stiamo parlando della storia, no? Un po' più progressista, un po' più allo stile francese, e sono stati due partiti che nella storia hanno gestito un po' l'Argentina. Poi comunque ci sono stati anche tanti colpi di Stato,
ricordiamo l'ultimo nell'anno 76 che l'Argentina aveva una crisi politica simile a quella che c'è stata in Italia con le Brigate Rosse, c'era il terrorismo, c'era molta violenza tanto di Stato come di cittadini, no? Quindi c'è venuto sto colpo di Stato con l'obiettivo di sterminare il terrorismo, ma poi hanno fatto terrorismo anche loro, quindi alla fine è successo un disastro che è finito in questo dei desaparecidos e tutta questa storia che è conosciuta diciamo nel mondo, no? Conosciuta e anche un po' mal raccontata, perché comunque anche tanti desaparecidos poi hanno deciso di fare le vittime, ma nella sua storia mettevano le bombe, no? Quindi è una cosa che purtroppo la storia la scrive chi la vince, però la storia ha sempre due facce della moneta. E il presidente attuale dell'Argentina, il presidente Fernandez, appartiene al partito giustizialista, giusto? Che è quello di ispirazione peronista. Formalmente si chiama Partito Giustizialista, però popolarmente si chiama il peronismo. Adesso il peronismo è da un movimento di destra che era 70 anni fa è diventato un movimento di sinistra, allo stile 5 Stelle, allo stile Podemos in Spagna, populismo di poca roba, che fanno solo delle cose che non capisce nessuno, però sono ancora al governo. Io ti faccio un attimo una domanda. Scusami, quando si parla di peronismo, visto che il regime di Perón è stato molto criticato ed è sempre stato appunto paragonato a tante dittature che ci sono state in Europa, ti chiedo però come hai visto quel periodo storico lì degli argentini? Perdonami, facendo un paragone con l'Italia, hai visto come gli italiani, quando si parla del regime mussoliniano fascista, o ovviamente viene visto diversamente dal popolo argentino? Guarda, io penso che dare dei giudizi in poche parole dei processi storici tanto complessi come sono stati il fascismo in Italia o il peronismo in Argentina è una cosa che non va bene. Come tutti i processi, come tutti i momenti politici, processi storici, sono dei film che vanno guardati e vanno analizzati in diverse circostanze. Non è solo una foto che tu puoi dire hanno fatto bene, hanno fatto male. Come tutto, hanno fatto delle cose bene e come tutto hanno fatto delle cose male. Certo che verso la logica capitalista, verso la logica privatista, liberale, che è la mia ideologia, io sono della Lega. Perché sono della Lega? Perché la Lega è il partito degli imprenditori, il partito del territorio, è il partito di ognuno padrone a casa sua, allora sotto quella logica lì il partito peronista è stato un partito molto centralista, molto autoritario, ossia le province dell'Argentina per esempio erano quasi tutte intervenute, perché da Buenos Aires facevano l'intervenzione e non si votava, allora si faceva tutto cosa si diceva a Buenos Aires. A me non piace veramente questa storia qua, però hanno anche fatto delle cose che alla fine sono state valorate. Io ripeto, non è proprio la mia simpatia, però dire sono stati un disastro o sono stati il miglior governo della storia, come lo dicono alcuni, a me non va bene. Lo stesso succede in Italia con l'epoca del fascismo, no? Cioè, tantissime opere pubbliche, tantissime opere di infrastruttura dell'Italia sono state fatte in quell'epoca lì, e anche in Argentina. Allora dici, saranno stati un disastro sotto certo punto di vista, ma da un'altra parte qualcosa hanno fatto. Io sono di giudizio.
assolutamente quello che vuoi dire, che ovviamente c'è sia del buono, dei lati positivi, dei lati negativi, però quello che mi domandavo io, in Italia comunque gli italiani sono molto sensibili ancora oggi sul tema dell'antifascismo. Poi sicuramente la situazione italiana era diversa perché c'è stata una guerra civile interna, una guerra, quindi molto diverso sicuramente, però generalmente anche in Francia, scusami, perdonami, ho sbagliato, in Spagna volevo dire, c'è quando si parla del franchismo e della falange spagnola, ancora c'è un pochino di astio e è un tema molto delicato anche per gli spagnoli. Io facevo una domanda riguardo proprio a questo, cioè se gli argentini sono sensibili su questo tema, cioè ci sono molti, a quanto pare no, visto che comunque il presidente Fernandez fa parte di un partito che è di ispirazione peronista. No, certamente. Scusa, sai che forse non è andata via la telecamera perché non ho buona segnale. Non ti preoccupare, l'importante è che si senta la tua voce. Benissimo. Allora, no, veramente in Argentina, prima di tutto, se fai una comparazione con l'Italia, non c'è stata la guerra, quindi anzi, quando c'è la situazione di guerra in un paese come questo, dove i commodities, i prodotti agricoli, diciamo, aumentano di valore, come in questa stagione qua, l'Argentina quando c'è una guerra guadagna. E in quel momento là ha anche guadagnato, quindi la gente ha vissuto un'epoca di splendore economico che ha aiutato che il periodo si ricordi in buon senso da parte di grandissima parte della popolazione, no? E ti faccio invece sempre un'altra domanda per quanto riguarda la politica argentina. Quali sono i problemi più sentiti nel vostro paese, i problemi che vengono discussi di più, a partire da temi economici, ma anche temi che riguardano magari i diritti civili, magari, o i diritti dei lavoratori? Adesso in Argentina c'è l'inflazione, che comunque sono già 15 anni che viviamo con un'inflazione altissima, quest'anno è stata del 100%, e quella lì è una cosa che comunque ti scombussola tutta l'economia, no? Perché non puoi fare un contratto a medio termine, a lungo termine meno. Diciamo che oggi i grandi problemi della popolazione, le grandi preoccupazioni sono l'inflazione e l'economia in generale, perché poi viviamo in un'economia molto chiusa, dove non si può per esempio andare in una banca e fare cambiare banconote a dollari o cose così, non si può, dove hai dei limiti costanti su tutti i tipi di attività, sull'importazione e sull'esportazione. L'Argentina ha un 112% di pressione fiscale, quindi puoi immaginare che siamo tra i paesi più cari del mondo a livello fiscale, come succede in Italia, no? Il problema che io ti posso dire dell'Argentina è che c'è troppo Stato e poca efficienza, lo Stato in Argentina non funziona, è stato usato dal partito peronista come un posto dove rifugiare i suoi militanti, dove dargli posto a chiunque che dica io sono peronista, gli trovano un lavoro nello Stato, poi lavori che non servono a niente, e c'è ogni volta meno attività privata, quindi sei lì in un'equazione che non tornano i numeri, perché ogni volta si vende meno, ogni volta si spende di più, e quello lì ha solo un risultato: un'altissima emissione di soldi e in conseguenza inflazione. Io ti faccio anche un'altra domanda. Come sono sempre stati percepiti nella politica argentina, o meglio anche dai cittadini, gli Stati Uniti d'America, visto che comunque gli Stati Uniti hanno sempre avuto un'enorme influenza su tutto il Sud America, anzi qualcuno dice addirittura un'egemonia nel Sud America. Com'è che sono visti gli Stati Uniti in Argentina? Cioè, è una domanda che mi sono sempre... È una bella domanda, perché succedono cose un po' con un po' di ipocrisia, no? della cittadinanza, perché veramente c'è un sentimento di non dico di odio,
ma di poco apprezzo verso gli Stati Uniti, però alla fine poi chiunque può va in vacanza negli Stati Uniti. Quindi è un po' una cosa strana, è un po' una cosa da analizzare. Veramente il sentimento è diviso, c'è chi è pro Stati Uniti e chi è contro gli Stati Uniti, però la sensazione è che c'è più gente contro gli Stati Uniti. È un po' come dire chi fa l'anti-americano e poi magari c'ha prodotti Apple, per intenderci, e indossa tutte marche americane. I prodotti Apple ce li hanno tutti, ci mancherebbe, dai. No, ma esatto, ci mancherebbe altro, anch'io sono pieno di prodotti Apple, ma al di là dei prodotti Apple, no, questa era una domanda interessante perché comunque sappiamo come sono visti gli Stati Uniti, soprattutto in Sud America, anche perché comunque hanno la nomea, soprattutto in Sud America, che sono stati i primi stati ad essere sotto il giogo degli Stati Uniti, cioè che spesso sono stati sfruttati per la propria economia. C'è tanta gente che si vanta del Cuba, ci senti a volte gente parlare di Cuba, sai, perché il modello di Cuba, ma a stare a Cuba non ci va nessuno. Quando la gente va via dall'Argentina perché vuole andare da stare da qualche altra parte, al primo posto dove pensa negli Stati Uniti. Capisci? Quindi allora c'è una cosa che non va bene, ossia, o ti piace o non ti piace, però quel discorso a metà non va bene. Beh, certo, perché sennò si cade un po' nell'ipocrisia, giustamente, dici tu, e su questo concordo. Mentre invece sempre, sono curioso sempre anche di questa, era una domanda che avevo già fatto per quanto riguarda l'Argentina, in verità la faccio in qualsiasi paese, visto che comunque è uno dei temi più centrali. Sono sicuro che anche da voi, nel vostro paese, si parla tantissimo di quello che sta succedendo nell'est Europa, nel conflitto tra Russia e Ucraina. Sarei curioso di sapere, ecco, la posizione un pochino dei partiti politici e del governo in merito a questa situazione, se hanno fatto qualche dichiarazione inerente a questa situazione, anche se è una situazione molto lontana da voi e che vi tocca forse anche fino a un certo punto, anzi, forse vi tocca proprio poco rispetto sicuramente a noi europei. No, veramente la guerra, purtroppo è una parola bruttissima a dirlo, cosa dirò, però per una guerra come questa per l'Argentina rappresenta un'opportunità, perché comunque, per esempio, il grano, noi siamo grandi produttori di grano, siamo grandi produttori di soia e l'Ucraina è anche un concorrente nostro, quindi che loro abbiano delle difficoltà per noi è un'opportunità. Ripeto, queste parole sono bruttissime da dire, le dico solo a livello di informazione, non le festeggio né molto meno. Si parla veramente poco adesso della guerra, solo si sente ogni tanto dire del problema che c'è in Europa con i prezzi dell'energia, del combustibile, tutte quelle cose lì, però della guerra veramente si parla ogni volta meno. Quindi io sono informato perché seguo comunque le news dell'Italia e tutto. Certo che la posizione mediatica che si è fatta adesso della guerra è che la Russia ha invaso l'Ucraina e allora i cattivi sono i russi e i buoni sono gli ucrainiani. Niente, la gente si è schierata su quella posizione lì, però veramente un tema che la politica oggi non attende qua, non viene messo sul tavolo, no? Forse non interessa. Quindi a differenza un po' di Bolsonaro che aveva espresso delle posizioni un pochino più vicine alla Russia quando era prima al governo del Brasile, il governo argentino non è tanto filorusso su questa questione. Il governo argentino 20 giorni prima che iniziasse la guerra, il presidente è stato in Russia e ha dato una dichiarazione che è stata molto criticata, che era che l'Argentina era la porta d'ingresso della Russia in America Latina. Certamente era una posizione prima della guerra che per il nostro presidente oggi, che comunque politicamente non vale niente perché ha il 5% di intenzione di voto, quindi è uno che oramai è fuori dalla politica, e trovare qualcuno che le desse un po' di credibilità, un po' di
di notizia ha fatto queste dichiarazioni. Poi appena iniziata la guerra si è diciamo lavato le mani e nessuno ha fatto più dichiarazioni, perché non, ti ripeto, siamo lontani, si sente qua come che a noi non ci darà, non ci arriverà, poi anche è stato un po' la scusa per giustificare tantissima inflazione, ma l'inflazione c'è stata l'anno scorso la stessa cosa, che prima era colpa della pandemia, adesso è colpa della guerra, niente, fuori da quello non si parla della guerra. Ok, questo è un'informazione comunque importante. Comunque siamo già arrivati alla fine del programma, il tempo su Filo Diretto con la Lega nel Mondo scorre sempre velocemente, quindi Manolo, siamo arrivati alla fine del programma. Io ringrazio Manolo Contini della Lega nel Mondo Argentina per essere tornato qui su Radio Libertà. Grazie mille Manolo. Matteo, ti ringrazio tantissimo, sono stato in Italia qualche giorno fa, veramente tutto bellissimo e molto contento con la gestione di Salvini. Quello, per fortuna siamo arrivati al governo e speriamo di cambiare le cose, speriamo adesso anche in vista delle regionali, come per esempio in Lombardia, anche di rimanere lì. Grazie ancora Manolo Contini della Lega nel Mondo Argentina, un grazie va a tutti voi cari radioascoltatori che come sempre ci seguite, ci supportate qui su Radio Libertà, e noi ci rivediamo alla prossima puntata di Filo Diretto con la Lega nel Mondo. Grazie, buona serata. Avete ascoltato Filo Diretto